Manca ancora più di un anno, ma la notizia fa già molto discutere. Dall'estate 2022 potrebbero tornare operativi a Venezia i tornelli, auspicando che il turismo riparta. Presidi per essere in grado di regolare e, se necessario, anche bloccare i flussi turistici in arrivo nel centro storico di Venezia. Il posizionamento dei tornelli in determinate zone della città consentirebbe la loro entrata in funzione, se necessario, in determinati frangenti di punta. Una novità, anche se c'è già stata, in verità, una prima sperimentazione nel 2018, che oggi, come allora, fa molto discutere e divide la città tra favorevoli e contrari. La misura va inquadrata però nella conferma dell'entrata in vigore del contributo di accesso per i turisti che visitano in giornata la città senza pernottare, che però è confermato dal prossimo anno. Il confronto sull'inserimento dei tornelli nei punti strategici della città era ovviamente stato superato momentaneamente dall'emergenza Covid, che di fatto da più di un anno ha bloccato, senza bisogno di tornelli, gli ingressi turistici in città. Ma ora se ne riparla in vista della ripartenza, una questione delicata gestita in prima persona dal sindaco Brugnaro. Ma non appena tornerà la normalità, la giunta comunale ha confermato di voler riprendere in mano la loro sperimentazione. Per questo Cafarsetti sta sondando con una manifestazione di interesse i fornitori di tornelli. Ne discutono anche le categorie economiche, ma il dibattito è ora più che mai aperto.